Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Due uomini che viaggiavano nella stessa auto sono morti ieri sera in un gravissimo incidente stradale accaduto lungo la A4 tra le uscite di Palmanova e Villesse. 3 le vetture coinvolte nello schianto. La corsia di marcia in direzione Trieste è rimasta chiusa 2 ore. La circolazione è tornata alla normalità solo questa mattina alle 6. Il servizio. Due uomini di 30 e di 34 anni hanno perso la vita ieri sera, poco prima delle 23, lungo l'autostrada 4 in direzione Trieste, nel territorio comunale di Capolongo Tapogliano. Si tratta di Stefano Volante, di Ronchi dei Legionari, e di Dario Valletti, di Grado, che viaggiavano sulla stessa macchina. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Gorizia, tra le uscite di Palmanova e Villesse si sono scontrate 3 vetture, una BMW, una Opel Insignia e una Kia. Le vittime sono morte sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale, ferita anche una quarta persona, le cui condizioni non sarebbero gravi al momento dell'incidente e la visibilità era scarsa. Dopo la chiamata di soccorso, gli infermieri della centrale Sores di Palmanova hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze, una proveniente da Cervignano del Friuli e l'altra da Palmanova, insieme all'automedica proveniente da Gradisca di Sonzo. Sul posto personale dell'autostrada, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme ai colleghi di Gorizia, in piena sinergia per aiutare le persone coinvolte nell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato per 2 ore per consentire ai mezzi di soccorso di operare sul posto e per la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto. 5 persone sono finite in carcere in seguito a furti di rame e mezzi da lavoro in 2 ditte edili di Udine. A condurre le indagini carabinieri e questura. Avevano rubato rame, acciaio, ma anche furgoni e un escavatore a 2 ditte edili di Udine, la Superbeton e la GS Beton, tra giugno 2021 e febbraio di quest'anno. Per questo 5 persone residenti a Udine sono finite in carcere a seguito di un'ordinanza di misura cautelare messa dal GIP del Tribunale di Udine su richiesta della Procura. A risalire ai colpevoli sono state le indagini congiunte del nucleo investigativo dei Carabinieri e della squadra mobile della Questura di Udine. Nelle 2 aziende erano spariti bobine di cavi elettrici di rame e altro materiale per un valore stimato di oltre 50.000 euro. L'attività investigativa ha portato le forze dell'ordine a una perquisizione in una zona agricola di Udine, dove erano domiciliate famiglie in alcuni camper e roulotte, rinvenendo un trasformatore ad alta tensione di rame e un rilevante quantitativo di guaine di cavi di rami riconducibili ai furti e diversi mezzi, tra cui furgoni e un escavatore. Le forze dell'ordine hanno anche accertato la vendita di materiale rubato da parte delle persone coinvolte a un'altra ditta di recupero di materiali ferrosi di 600 kg di cavo intrecciato di rame e oltre 4.000 kg di acciaio inox al cromo per un valore di circa 10.000 euro. E grazie a 2 distinte delibere di giunta sono in arrivo nuovi veicoli speciali, mezzi, divise e dispositivi di protezione individuale per le squadre comunali e le associazioni di volontariato di protezione civile per oltre 8,4 milioni di euro. L'obiettivo, ha spiegato il vicegovernatore e assessore con delega alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, è quello di rendere sempre più autonomi, specializzati e preparati i gruppi comunali che potranno operare con mezzi adeguati alle caratteristiche del loro territorio, in piena sinergia con il centro di Palmanova, nel caso si renda necessario a seguito di eventi critici come lo sono stati i Vaia e gli incendi della scorsa estate. 3 le linee di contribuzione. La prima di 1,2 milioni di euro va a finanziare la sostituzione dei mezzi che hanno più di 25 anni. La seconda riguarda invece la cessione di 18 veicoli di proprietà della Protezione Civile regionale alle squadre comunali che ne hanno più bisogno. La terza linea di contribuzione di 3,8 milioni di euro riguarda nuove dotazioni di veicoli e attrezzature speciali che risultano indispensabili per gestire le specifiche emergenze dei singoli territori. In questo caso sono state favorite le aggregazioni tra singole municipalità. Con una precedente delibera di giunta sono state assegnate importanti risorse per la sostituzione delle divise e dei dispositivi di protezione individuali a tutti i gruppi di protezione civile, 215 in tutto il Friuli Venezia Giulia, per oltre 1,6 milioni di euro già nelle disponibilità dei comuni. Voltiamo pagina. Trieste oggi ha festeggiato il santo patrono San Giusto. Nell'omelia il vescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi ha rimarcato la necessità di garantire e difendere la vita. Difendere ogni persona dal figlio che si vorrebbe abortire all'anziano emarginato, anzi che si vuol far morire degnamente tramite l'eutanasia. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, nella sua omelia nel giorno in cui si ricorda San Giusto, santo patrono della città, ha sottolineato il ruolo dei cristiani che, oltre a difendere la vita, come ha più volte detto Papa Francesco, devono anche aiutare gli studenti, la cui mente è inquinata da un turbinio di ideologie senza capo né coda, ai troppi che si lasciano irretire dalla melazza del relativismo, dal caos, verità
caritativo e morale e sballottare dalle raffiche di vento di una società decadente, facile prede di altri, scaltri nel rubare il tesoro dell'anima, della libertà e dell'umanità con inganni diabolici. In quella che sarà verosimilmente la sua ultima celebrazione di San Giusto, avendo superato i 75 anni, Crepaldi ha lanciato l'appello alla pace in Ucraina e a Trieste, che conoscendo bene il dramma della guerra, avendo vissuto indirettamente quella dei Balcani, affinché si ponga come città di pace e riconciliazione. Sul tema del lavoro, il vescovo ha poi ricordato l'impegno unitario di tutti in difesa di Varsila, in una città che sta guardando al futuro grazie al porto. Nella cattedrale di San Giusto erano presenti le autorità civili e militari e numerosi cittadini. Scambiano per sbaglio Udine con Palermo, un'iniziativa lanciata nel centro del capoluogo friulano ha riscosso successo ad oltre 1500 km di distanza. Vediamo perché. Una pagina Facebook dedicata a Palermo e alle meraviglie della Sicilia, che conta oltre 50.000 follower, ha pubblicato l'immagine di un tombino di Udine, scambiandolo per un chiusino del capoluogo siciliano. La fotografia in breve tempo ha letteralmente spaccato internet, come si dice nel gergo social. Il pozzetto fognario, infatti, era stato postato per una sua particolarità, ovvero la targhetta riportante la frase «Non gettare niente, il mare comincia qui». Nonostante l'inconfondibile baffo dello stemma di Udine, l'iniziativa ambientale è passata come sicula, riscuotendo un notevole successo in termini di interazioni. L'iniziativa era stata lanciata lo scorso ottobre attraverso il progetto civico-artistico Il Mare in Città, proposto al comune dall'udinese Elisabetta Milan, fondatrice del laboratorio Plasticocene. Ma siamo onesti, non interessa il chi o il dove, visto che iniziative simili sono presenti in tutta Europa. La cosa rilevante è che un messaggio di questo tipo arrivi a quante più persone possibili. Parliamo ora di cultura, annunciato il protagonista di Festival Dedica 2023. Dal 18 al 25 marzo fari puntati sulla scrittrice francese Maëlys de Kerangal, la cui opera sarà al centro di una settimana di appuntamenti in Friuli. E la scrittrice francese Maëlys de Kerangal, autrice del romanzo di enorme successo Riparare i viventi, che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo e rivelata in Italia nel 2014, edita da Feltrinelli, la protagonista di Dedica 2023, il festival che si terrà in Friuli dal 18 al 25 marzo, approdando alla 29esima edizione, organizzato dall'Associazione Culturale Tesis di Pordenone. 55 anni, madre di 4 figli, persona dagli interessi culturali multiformi, animata dal continuo desiderio di apprendere, de Kerangal vive e lavora a Parigi, autrice di svariati romanzi e raccolte di racconti. Fra le sue opere pubblicate in Italia spicca Nascita di un ponte. Considerata una tra le più rilevanti scrittrici contemporanee, pluripremiata, dotata di profonda sensibilità, di una prosa tagliente quanto poetica e di un uso preciso del linguaggio, così la presenta Claudio Cattaruzza, curatore di Dedica, i suoi romanzi hanno sempre forti agganci con la realtà e spaziano in ambiti e contesti diversi, dal tema dei trapianti, di riparare i viventi, alla costruzione architettonica e metaforica nel libro Nascita di un ponte. A quasi 30 anni dal suo esordio, il Festival Dedica approfondirà ancora una volta a 360 gradi la poetica di un'autrice internazionale, conducendo per 8 giorni il pubblico nel suo universo letterario, un viaggio lungo il quale sarà accompagnata da tanti ospiti, chiamati a declinare la sua opera nelle varie espressioni artistiche, fatte di libri, incontri, cinema, teatro, mostre ed eventi. E adesso parliamo di un'iniziativa che ha dei risvolti sociali, che insomma fa bene al nostro territorio. Perché? Perché 70 anni fa veniva inaugurata Casa Immacolata per accogliere giovani e persone in difficoltà. Oggi la struttura si è arricchita di una piattaforma innovativa che è stata destinata sia ai giovani in formazione all'interno della stessa che a quanti intendono approfondire le proprie conoscenze. Un connubio perfetto questo tra sociale e formazione che adesso vi raccontiamo nel prossimo servizio. Vediamo. Don Emilio, 70 anni fa nasce, proprio quest'anno nasce Casa Immacolata, 30 anni fa muore Don Emilio, lui ha sempre detto le persone non vanno solo accolte, dato da dormire, da mangiare, ma bisogna dare loro un mestiere. Per questo motivo da sempre Casa Immacolata è anche un piccolo ente di formazione, no? Per accompagnare l'accoglienza alla formazione. Per noi rappresenta un'occasione molto importante perché ci permette di sfruttare ancora di più l'accreditamento che abbiamo sul laboratorio del legno e ci ha permesso con il cluster arredo che ha intuito che questa sinergia fra un piccolo ente di formazione e le esigenze di tipo formativo che ha il mondo della produzione nel settore soprattutto dell'arredo e dell'imbottito possono essere un'occasione di crescita per loro per trovare occupazione e per noi per offrire non soltanto ai nostri ospiti ovviamente, ma anche ai nostri ospiti e a chi nel territorio ne abbia le necessità, le potenzialità di poter avere un luogo
attrezzato e importante di formazione. Per noi credo sia anche un passo avanti, anche un'evoluzione. Guardo l'assessore che in qualche maniera ci ha anche un po' stimolato ad evolvere il modello formativo di Casa dell'Immacolato. Questo è un primo tassello di un'evoluzione che i piccoli enti come noi possono avere se vogliono continuare a fare il loro mestiere, diciamo così. Io dico sempre che la sfida si vince con il resto del mondo, se per caso di sfida si parla, partendo dalla qualità e dalla capacità di fare le cose bene che questo territorio ha. Per molti anni sicuramente c'è stato un impoverimento del personale, delle persone che si dedicavano a questo settore. È importantissimo invece rivitalizzarlo. La Regione Friuli Venezia Giulia lo sta facendo in maniera ampia proprio sul settore del legno arredo, diversificando i percorsi formativi sul territorio in base a quelle che sono le esigenze di quel territorio. È tutto dopo l'edizione del telegiornale, l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.